Buona la prima per l'FC Bassano 1903 che debutta in Coppa Veneto rifilando un poker all'Arsiè. Mister Maino è costretto ad adattare gioco e schemi provati nella pre-season alle esigenze di una panchina accorciata dagli infortuni e manda in campo una formazione assolutamente inedita, in grado comunque di dettare il gioco del primo tempo, costringendo l'avversario ad andare a riposo sotto di 3 reti grazie alle marcature realizzate da Cosma, autore di una doppietta, e Frangu. Nella ripresa un po' di stanchezza si fa sentire e allora l'Arsiè aumenta il possesso palla fino ad accorciare grazie alla rete realizzata da De Giacometti. I giallorossi però non mollano e trovano il definitivo 4-1 con Maestrello. 4 reti e 3 legni, lo score finale del Bassano 1903 che esce dall'erba di Sacro Cuore tra gli applausi del pubblico. Al di là della vittoria, la prestazione è stata in primo tempo importante, secondo tempo un po' ci siamo un po', forse il 3-0 finito il primo tempo ci ha un po' rilassato, ecco. Però insomma dai, ci sta, è la prima partita, sapevo che vedevo i ragazzi quando siamo arrivati qua che erano molto tesi, nervosi, sapevano così le aspettative che ha la città, che ha la società, allora sai, può portare questa tensione. Tensione che si è sciolta dopo appena 3 minuti dal fischio d'inizio grazie all'Eurogol realizzato da Cosma che non poteva sognare debutto migliore. Fantastico, con 2 gol così è veramente fantastico, comunque è merito di tutta la squadra, ha fatto una gran partita, meritati 3 punti. Oltre ogni categoria ci siamo, lo striscione esposto dal gruppo Grappa presente a Sacro Cuore assieme a fedelissimi e centinaia di tifosi. È una cosa incredibile, poi c'erano il primo giorno di allenamento e ci seguono sempre, che dire, grazie mille, tanta roba, grandi.